Beh, rispondo subito che la risposta che ha dato, fredda e anche decisa, non è la risposta che mi aspettavo. Non è la risposta che mi aspettavo perché ad oggi siamo nel 2012, sono passati 40 anni da quel momento, è superata ormai la specificità dell'autonomia di quelle aree, ma soprattutto mi dispiace perché l'ho anche difeso al Bo, mi ricordo nella sala del Bo dell'università rispetto ai sbeffeggiamenti della bandiera italiana e di 150 anni di unità d'Italia, delle celebrazioni che ha fatto Durnwalder direttamente proprio il presidente Napolitano. L'ho difeso quella volta pensando che fosse il presidente di tutti gli italiani. Ecco, mi sono sbagliato, perché a questo punto, con questa risposta che ha dato, è il presidente di alcune realtà dell'Italia e non di tutta l'Italia. Se effettivamente sta a cuore l'Italia, l'unità d'Italia, non doveva andare a Merano a difendere Durnwalder che si lamenta dei tagli del governo Monti. Doveva andare a Merano e dire: attenzione caro Durnwalder, ci sono sacrifici per tutti e ci sono sacrifici soprattutto per te. Se un taglio di 1.378 milioni di euro del tuo prossimo bilancio della provincia autonoma di Bolzano è elevato, sappi che ancora ti rimangono tanti fondi da spendere e tante cose da dare ai tuoi cittadini. Accontentati e limitati. Invece è andato a difenderlo e probabilmente vedrete che nelle prossime righe di qualche bella agenzia di stampa, nelle prossime settimane, si vedrà un titolino: ridotti i tagli a Bolzano. Questo è una cosa vergognosa. È sputare sopra tutti, sopra le iniziative, sopra tutte le possibili iniziative che vengono dal basso. Ma voglio dire solo una cosa: tutto ciò si risolve solamente mettendo in discussione con forza, e qua le forze politiche romane, tutti i partiti del Parlamento e del Senato devono farlo, ma anche i consigli regionali, e lo proporrò ai miei colleghi del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e anche delle Friuli Venezia Giulia. Proporrò che si faccia un'iniziativa comune per effettivamente fare un grido d'allarme, ma non solo chiacchiere, fatti, prese di posizione, documenti, manifesti che denuncino che non è più possibile nel 2012, con la crisi che c'è, avere cittadini di Serie A e cittadini di Serie B.